TG3, buonasera. Dopo le considerazioni sulla svalutazione della lira, il presidente francese Chirac ha rilasciato un'altra dichiarazione che ha fatto rasentare l'incidente diplomatico. Non credo che l'Italia ce la farà ad entrare in Europa. Poi, nella serata di ieri, l'ha smentita. Una giornata sull'orlo della crisi diplomatica con la Francia. Non credo che l'Italia ce la possa fare a rispettare i tempi della moneta unica, dice il presidente francese Chirac. E solo nel pomeriggio, con le dichiarazioni distensive dello stesso Chirac, la preoccupazione e l'irritazione si stemperano a Palazzo Chigi. Nella mattinata Prodi è furioso con il presidente francese. La Francia fa così perché teme la competizione delle nostre industrie, dice ai giornalisti. L'Italia, se marcia unita, fa vedere i sorci verdi a tutti. Ma nel governo c'è chi spinge anche più in là. Veltroni ipotizza ripercussioni sul vertice italo-francese di giovedì a Napoli e c'è chi dice che l'incontro potrebbe addirittura saltare. Il governo comunque sceglie la fermezza. Prodi convoca per spiegazioni l'ambasciatore francese Mérimée, gesto forte tra paesi amici. Il rappresentante di Parigi smorza. La Francia auspica che l'Italia entri nel primo gruppo dei paesi dell'Unione Monetaria e arriva finalmente anche la precisazione di Chirac. Non dobbiamo disdire le camere degli alberghi di Napoli, scherza alla fine Prodi, ma certo il vertice sarà l'occasione per un chiarimento sui rapporti Italia-Francia sullo sfondo dell'Unione Europea. Restano gli interrogativi sul perché della doppia mossa di Chirac. A Palazzo Chigi c'è chi ipotizza che nell'Europa dei governi di centrodestra possa dar fastidio un governo come quello italiano che al momento di prendere le decisioni possa guardare non solo ai mercati ma anche alle questioni sociali. La conclusione è motivo in più per entrare subito in Europa. La polemica seguita alle dichiarazioni del premier francese ha dato lo spunto al ministro del Tesoro Ciampi a Washington alla riunione del Fondo Monetario Internazionale per una riflessione sull'importanza dell'obiettivo Europa per il nostro Paese. Una rivoluzione pacifica sta cambiando profondamente l'Italia. Per noi entrare nel gruppo della moneta unica sarà il coronamento di questa rivoluzione, sarà il compimento di un lungo processo di purificazione, di catarsi, iniziato nel 1992 e che ha come obiettivo il 1° gennaio 1999, la data di nascita dell'euro. Con queste parole il ministro del Tesoro Ciampi ha concluso poco fa a Washington il suo intervento all'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale. Un discorso di fiducia, anzi di fede nell'Europa. Il nostro paese sta cambiando, ha detto Ciampi. Stiamo facendo enormi sacrifici per il risanamento, convinti, dice, che questo ci consentirà di aiutare l'economia e di lottare più efficacemente contro la disoccupazione. Insomma, in Europa ci entreremo e se la Francia ci vuole già da adesso fuori, Ciampi non esita a raccogliere la sfida. Nessuno, scandisce, può pensare di fare l'esaminatore unico, per giunta, prima ancora di essere stato esaminato. Yasser Arafat e Benjamin Netanyahu si sono parlati a quattro occhi a Washington. L'incontro del vertice è stato organizzato dal presidente americano Bill Clinton per risolvere la grave crisi israeliana. Le limousine che arrivano in fretta, una Washington blindata e nervosa, ha ospitato il grande summit dell'emergenza Israele. Bill Clinton ce l'ha fatta a farli venire fino alla Casa Bianca. E già questo è considerato un successo molto importante. A 5 settimane dalle elezioni l'America almeno ha fatto qualcosa per risolvere la crisi che sta insanguinando Israele e minando il processo di pace. La passeggiata nel giardino della Casa Bianca ha mostrato facce distese, un po' meno rigidi sono apparsi i due leader rispetto a quando erano seduti nello studio ovale. Netanyahu e Arafat sono stati lasciati poi soli a discutere dal presidente Clinton e da Re Hussein di Giordania, che se ne sono andati. Gli americani sperano che il primo ministro israeliano faccia qualche concessione e che abbia ammorbidito le sue posizioni. I dissidi potrebbero risultare insanabili, ma almeno c'è stato un incontro che continuerà domani. E ora vediamo come trattano i giornali italiani e stranieri i temi principali di ieri con le rassegne stampa di Fernando Ferrigno e Gian Cesare Fresca. Buonasera, benvenuti all'edicola. Italia, Francia, Spagna, atto secondo. Ieri era un giallo, quello del complotto denunciato da Visco, oggi invece è stato il giorno del chiarimento, vero o dettato da opportunismi politici, magari in vista dell'incontro Italia-Francia di Napoli. Ma sui giornali questo continuo alternarsi di prese di posizioni e di smentite trova le
aperture. Cominciamo con Il Messaggero di Roma. Chirac e Aznar, retromarcia sull'Italia, Prodi, gli faremo vedere i sorci verdi, convoca l'ambasciatore e costringe Parigi alla ritirata. Romiti critica la manovra, il costo del lavoro tangente legale per le imprese. Il PDS che torna sulla considerazione sulle tasse, sulla casa che vanno riviste, e a centropagina una notizia che riguarda Necci, il processo che si sta svolgendo. Necci, nuove clamorose intercettazioni. Il faccendiere parlava di Maccanico, Dini, Fini e Fiori. E nell'articolo nuove clamorose rivelazioni sull'inchiesta di La Spezia. Nelle 200 pagine di richiesta di arresto i pubblici ministeri hanno inserito altre intercettazioni di colloqui tra il banchiere Pacini Battaglia e i suoi amici. In una il finanziere dice di aver parlato con Antonio Maccanico, all'epoca presidente del Consiglio incaricato, e che gli avrebbe promesso di depenalizzare il finanziamento illecito ai partiti e forse il falso in bilancio. Si scopre anche che il deputato di AN Publio Fiori avrebbe preso una mazzetta di 50 milioni consegnata dall'ex parlamentare democristiano Emo Danesi. In un articolo Paolo Gambescia, il titolo riferimento a un libro di Antonio Tabucchi, sostiene Pacini, le registrazioni, dice Gambescia, che pubblichiamo e che sono agli atti dell'inchiesta di La Spezia non sfuggono al dilemma. Delle due l'una, se quanto dice Pacini Battaglia fosse vero, ci troveremmo di fronte ad una trama dai 1000 nodi volta a condizionare le istituzioni, la politica e l'economia. L'unità ancora su questa questione, Pacini Battaglia giurava sarà colpo di spugna, tirato in ballo Maccanico, Baldassarre e Berlusconi. Vedremo poi in avanti anche altri giornali che affrontano questo argomento e torniamo invece al duello, dice l'Unità Italia-Francia, sull'Europa. Chirac attacca ancora, non ce la farete. Prodi, vedrete i sorci verdi, in serata la tregua. Uno scatto d'orgoglio che dà fastidio è l'articolo di Vincenzo Visco, il ministro delle Finanze. E Il Tempo di Roma, tempesta diplomatica, Prodi, gli faremo vedere i sorci verdi, domani vertice a Napoli. E Romiti, a centropagina, che boccia la finanziaria. Ricordiamo il ruolo di Romiti importantissimo, perché riguarda una delle più grandi imprese, industrie italiane, la Fiat. Stangata sulla casa, il ministro Treu annuncia possibili modifiche, il presidente della Fiat, Cesare Romiti, boccia la finanziaria del governo Prodi, pesante e squilibrata sul fronte delle entrate. Di fianco Contrada, articolo indagato per la strage di Borsellino. Scusate. E Il Sole 24 Ore, ancora UEM, Unione Economica Europea, Chirac accusa e poi si scusa, e Milano Finanza, dietro fronte di Chirac 1-2, dopo l'1-2 di Prodi e Ciampi. E La Stampa, con La Stampa, Chirac, Prodi, duello sull'Europa. E anche La Repubblica, duello Prodi-Chirac, attacco alla lira, Roma minaccia la crisi, l'Eliseo si corregge. E Il Corriere della Sera, Chirac attacca l'Italia, poi si ferma, dubito che Roma sarà in regola entro il 99, Palazzo Chigi protesta, convoca subito l'ambasciatore, l'Eliseo precisa, speriamo che la lira ce la faccia, Prodi con il Paese Unito, tutti vedranno i sorci verdi. A proposito dei sorci verdi, il giorno dei sorci verdi è l'articolo in seconda pagina del Manifesto. E poi una vignetta, sempre del Manifesto di Varo, che voglio leggervi. Chirac attacca la lira, ma dove corri? A portare il salvadanaio nel rifugio antiatomico. Ovviamente è la riflessione sull'impegno anche militarista e atomista, possiamo così dire, della Francia. Ma proprio questo contrasto italo-francese e italo-spagnolo ha avuto anche riscontri nella stampa estera, è così, Gian Cesare? Importanti riscontri quest'oggi, vediamo che i giornali diciamo più importanti del continente come l'Herald Tribune europea e come il Financial Times dedicano un titolo in prima pagina alla vicenda. L'Herald Tribune dice Chirac mette in allarme l'Italia sulla moneta unica, ma più tardi revoca, ritira le sue osservazioni sul fatto che Roma non sarebbe pronta per il 1999. Scrive l'articolista che questo è un esempio della violenta lotta che si svolge dietro le quinte dell'Unione Europea per conseguire un posto dell'Unione Monetaria. Le Figaro riporta
in una finestra di prima pagina la polemica monetaria fra Parigi e Roma, riporta e riferisce i termini essenziali, e poi il Financial Times, come vi dicevamo, l'Italia furiosa per le affermazioni di Chirac sulla moneta unica. Il corrispondente da Roma mette in rilievo come le relazioni fra Francia e Italia sono diventate cattive dal momento in cui l'Italia si è schierata alle Nazioni Unite contro gli esperimenti nucleari francesi del Pacifico. E questo per il momento è tutto. Ancora riprendiamo con pochi giornali per ciò che riguarda l'edicola italiana, sempre su questo avvenimento. L'Avvenire, Europa, Siluri e Giochetti, Chirac prima accusa e ritratta, poi telefona a Prodi, e a centropagina il Medio Oriente, le preoccupazioni che ancora vi sono per ciò che riguarda il Medio Oriente. Tutto si pone il nome di Hebron, una città prigioniera dell'odio di israeliani e palestinesi. E Liberazione, Italia-Francia sull'orlo di una crisi diplomatica, nuovo attacco, e poi retromarcia di Chirac, gelo a Washington, ombra della guerra sul vertice Palestina-Israele, e poi l'Istat, cala ancora l'occupazione dell'industria e la strage di Via D'Amelio è il grande titolo di Liberazione. E il Foglio, la giornata, Prodi assicura la manovra ci farà entrare in Europa, e poi i giudizi, da un lato quello del ministro Vincenzo Visco che ha a sua volta negato di aver mai fatto cenno ad un complotto, Massimo D'Alema che aveva detto non credo che ci saranno complotti, e poi anche quello di Berlusconi, ai nostri partner europei occorrono risposte e non far vedere i sorci verdi. Ancora Il Secolo d'Italia, euro bufola di Prodi, la definisce, Italia già bocciata con un punto interrogativo, la discussione maggioranza in bilico sulla stangata casa, e il Manifesto appunto stangata casa, domus aurea, la tassa sulla casa è iniqua e deve essere modificata, lo sostengono CGIL, CISL e UIL. E Il Giornale, intanto si scopre che la finanziaria congela rimborsi ai contribuenti e a quelli dei pensionati, ma il titolo riguarda le consulenze milionarie di Lady Prodi. Dice Il Giornale, nonostante abbia 3.800 dipendenti, negli ultimi anni di governo l'Emilia Romagna ha sentito il bisogno di affidare a una società presieduta dalla moglie del Premier vari studi sociosanitari. E infine vi segnalo Avvenimenti, domani è in edicola, il settimanale dell'Altra Italia, Maastricht, tutto quello che vorreste sapere e non avete mai osato chiedere, che cos'è l'Europa, 62.000 miliardi per entrare in Europa, pagheremo anche una tassa speciale, ne vale la pena, con il Avvenimenti domani in edicola. Bruno Contrada, l'ex agente del SISD, già condannato a 10 anni per associazione mafiosa, è ora indagato anche per concorso nella strage di Via D'Amelio, dove furono uccisi Paolo Borsellino e la sua scorta. A dar corpo alle accuse contro Contrada, un incontro che sarebbe avvenuto il 1° luglio del 92, pochi giorni prima della strage, fra Borsellino, Contrada e l'allora capo della polizia Parisi. L'incontro sarebbe avvenuto presso il Ministero dell'Interno. Un appunto sull'agenda di Borsellino lascia intendere che il magistrato si aspettava di trovarsi di fronte al ministro, che allora era Nicola Mancino. Invece trovò Contrada e Parisi, i quali gli dissero di sapere che Gaspare Mutolo si era pentito e stava collaborando col giudice. Borsellino, a quanto racconta lo stesso pentito, si allarmò. La notizia del pentimento di Mutolo avrebbe infatti dovuto rimanere segreta. Da parte sua, Contrada smentisce l'incontro e parla di una ennesima vendetta di Mutolo. Al 1° luglio, all'inizio di luglio del 92, sapeva che Mutolo stava collaborando? No, io non sapevo, io ho saputo, ho saputo del fatto che Mutolo mi accusava di determinati fatti dopo la strage di Via D'Amelio, cioè dopo il 19 luglio, in circostanze e con modalità che sono state ampiamente accertate anche nel corso del mio processo. I magistrati del pool di Mani Pulite di Milano hanno querelato per diffamazione l'avvocato Gaetano Pecorella, presidente delle Camere Penali. Sullo sfondo l'inchiesta di La Spezia e in particolare una frase intercettata alla banchiere Pacini Battaglia: per uscire da Mani Pulite si è pagato. Pecorella chiese che si indagasse su possibili conti esteri dei magistrati del pool, una provocazione che non è piaciuta ai magistrati che hanno querelato il noto penalista, il quale a sua volta ha annunciato che al dibattimento porterà testimoni importanti.
Il ruolo delle donne nella gestione delle famiglie mafiose si sta allargando. Vediamo attraverso quale processo. Non più scialle nero ammesse in pubblico soltanto ai funerali e alle processioni. Le donne di mafia escono allo scoperto, scalano le statistiche della criminalità, si scagliano contro i pentiti, ma soprattutto sostituiscono i capi mafia catturati nella gestione degli enormi patrimoni ancora occulti. Un ruolo crescente conquistato sul campo, un ruolo spesso matriarcale, ma che sta smascherando quella che il sostituto procuratore Teresa Principato definisce l'omosessualità latente di Cosa Nostra. Omosessualità latente, perché direi che l'esclusione della donna dalla struttura di Cosa Nostra è quasi considerata come elemento fondante di coesione tra gli uomini d'onore. E l'esclusione della donna è importantissima per rafforzare questa coesione. Quindi la donna ha ruoli completamente diversi, ma ruoli importantissimi. Io ho sempre parlato infatti di centralità sommersa del ruolo della donna in Cosa Nostra. Si va verso una sorta di matriarcato della mafia? Le donne, che sicuramente non fanno parte, non sono ammesse a far parte dello zoccolo duro del potere mafioso, hanno anche delle ragioni di conservazione del potere. E ancora l'edicola con gli altri titoli dei giornali in edicola oggi. Fernando Ferrigno. Sì, 4 giornali dedicano i loro articoli al processo di La Spezia, Necci e la cupola segreta, e lo fa il Tirreno, breve interrogatorio per Pacini che soffre di cuore, anche il secolo XIX, caso Necci, cooperazione nel mirino, su ordine dei pubblici ministeri, investigatori della finanza hanno acquisito altri documenti negli uffici della Procura Romana, ieri nuovo interrogatorio Pacini Battaglia, anche la Sicilia, aggiustata l'inchiesta sulla cooperazione. E poi Extra che dà un'ulteriore notizia, armi, Ilaria Alpi scoprì il grande intrigo e il tema della cooperazione, quest'ultimo che di nuovo porta in superficie il nome di Pietro e si collega alla morte di Ilaria Alpi che stava indagando su un certo Omar, lo stesso intercettato nelle conversazioni di Pacini Battaglia. E il Giorno di Milano, i nostri soldi, manovra amara per 1.800.000, non vedranno neppure nel 97 le somme che l'Inps dovrebbe restituire dopo le sentenze della consulta, pensioni, la finanziaria si rimangia gli arretrati e poi la comunicazione a fondo pagina dei disastri ambientali in Italia, l'Italia in pole position. E il Piccolo di Trieste, 2 notizie, una riguarda Bossi, la secessione costituita le prime 6 guardie padane e la Germania, assalto xenofobo, ieri sono stati picchiati con delle mazze da baseball 3 nostri connazionali, ma la polizia, dice questo articolo, è cauta sulla matrice razzista. E per l'edicola è tutto. In Israele è tornata la calma, ma sale il numero delle vittime degli scontri dei giorni scorsi. Sono morti altri 2 palestinesi, uno era un bambino di 9 anni. Uno dei motivi scatenanti della rivolta è il mancato ritiro dell'esercito israeliano dalla città di Hebron, che secondo gli accordi sarebbe dovuto avvenire 6 mesi fa. C'è una parte di questo paese che non molla. Le sue canzoni sono dolci e tristi. Parlano di guerra e di morte, ma anche di speranza e di pace. Quella di questa sera a Tel Aviv è la 4ª manifestazione in pochi giorni di protesta contro il governo di Netanyahu, ritenuto responsabile di bloccare il processo di pace. È molto arrabbiato questo anziano signore. Dice: ho combattuto nel Palmach, l'esercito che ha fatto questo paese, ho perduto un figlio in guerra. Ora temo per i miei nipoti, perché sono qui, perché non vedo nessuna soluzione. Per me qualsiasi vita umana, non solo quella degli ebrei, è l'unico vero valore. Sono in tanti, a migliaia, con bambini e cani. Ho portato i miei figli, dice l'uomo, perché voglio per loro un futuro senza guerre. È meglio la pace di un paese più grande, scritto sugli striscioni. Parlano i leader della sinistra e i ragazzini, tanti, hanno anche momenti di gioia irruenta. Non conosco nessun palestinese, afferma una, ma non importa. Se possiamo vivere insieme, sì, intanto però loro debbono avere un loro paese dove vivere. E vediamo ancora alcuni titoli dei giornali stranieri. Gian Cesare Flesca. I giornali stranieri parlano ovviamente delle conversazioni di Washington, ne parleremo dopo. Qui vi facciamo vedere il titolo d'apertura dell'Herald Tribune che riguarda una faccenda europea. L'Europa, come abbiamo visto, è molto spesso divisa all'interno, però quando si tratta
di interessi economici, allora ritrova la sua unità. Infatti l'Unione Europea organizza una campagna contro le sanzioni statunitensi all'Iran, alla Libia e a Cuba. Portano la questione, l'Unione Europea porta la questione all'attenzione della World Trade Organization, l'organizzazione del commercio internazionale presieduta dall'italiano Ruggeri. Dopodiché vi facciamo vedere un'altra notizia che non troviamo da altre parti. La Corte Suprema degli Stati Uniti sta per esaminare il diritto a morire, cioè l'eutanasia. Su questo argomento proprio oggi esce sul Newsweek un'immagine abbastanza impressionante che preghiamo la Camera di inquadrare. In Australia è stata sperimentata il sistema per la morte facile. C'è addirittura un computer il quale chiede ai pazienti 3 volte se vogliono morire e appena la terza risposta è data, il terzo sì è dato, comincia il flusso letale in pochi secondi. Veniamo adesso al Financial Times che ha anche lui in apertura, in buon rilievo, le sanzioni, la guerra contro le sanzioni americane da parte dell'Unione Europea. E poi una notizia importante: 100.000 lavoratori tedeschi protestano contro i tagli nel salario quando sono malati. Questa notizia viene ripresa con grande rilievo dal Süddeutsche Zeitung. Più di 100.000 metallurgici partecipano, non lavorano, fanno sciopero. E poi invece, per uno di quegli strani fenomeni di cui noi a volte parliamo, la Frankfurter Allgemeine non ne parla per niente. C'è poi un titolo: Netanyahu chiede ad Arafat di confrontarsi senza interruzioni, continuamente, di fare, come dire, una trattativa all'ultimo sangue. E poi qui c'è una notizia da Mosca: il generale Rodionov, che è il ministro della difesa, ha detto che o si risolve il problema del pagamento dei soldati che non vengono pagati da 3 mesi a quanto pare, oppure nessuno potrà più garantire l'ordine pubblico in quel paese. Vediamo qui il Paese, che ha un titolo piuttosto, come dire, dubitativo sulla missione di Clinton per ristabilire un dialogo fra Netanyahu ed Arafat. Dice Clinton ottiene che Netanyahu e Arafat negozino alla Casa Bianca. Diverso il titolo dell'Herald Tribune, diverso il senso anche. Buone conversazioni aprono i colloqui sul Medio Oriente. Clinton preme per riaprire il processo di pace dicendo nessuno vuole tornare indietro. Che cosa sta succedendo in effetti? Israele, c'è ancora un titolo di Le Monde, Israele dubita che un ritorno delle violenze in caso di scacco del summit di Washington. In realtà cosa sta succedendo? Succede che il primo ministro israeliano Netanyahu e Arafat sono rimasti faccia a faccia per 3 ore durante il pomeriggio di Washington. Prima erano stati invitati insieme a Hussein e al vicepresidente statunitense Al Gore ad una colazione comune alla Casa Bianca. Poi Clinton, un po' come si faceva una volta per favorire i fidanzamenti, ha proposto a tutti di andarsene e di lasciare soli faccia a faccia Netanyahu e Arafat. Cosa sia venuto fuori da questo faccia a faccia è difficile da dirsi, e sono molto prudenti anche gli americani, perché questa è materia pulsante di campagna elettorale. C'è stato il senatore Dollo, oppositore di Clinton, che ha parlato di una politica estera delle opportunità fotografiche, cioè fondata sulla possibilità di farsi riprendere in qualche modo dalle televisioni o dai fotografi. Ma in realtà almeno si è cominciato a discutere. Sono stati rimossi quegli ostacoli che non permettevano neanche il dialogo fra i due paesi. Naturalmente restano tutte le questioni aperte. A proposito di Hebron, per esempio, il ministro del commercio Sharansky, israeliano, ha detto chiaro e tondo durante questa lunga luna di miele del suo capo e di Arafat che gli americani premono perché l'esercito si ritiri da Hebron, mentre loro non hanno nessuna intenzione di ritirarsi. Vedremo se pare che il colloquio possa proseguire anche nella tarda serata, cioè nella profonda nottata per noi in Italia. Comunque riprenderà domani.
Domani Netanyahu vedrà anche Bob Dole, perché i conservatori americani hanno sempre manifestato grande simpatia per la destra israeliana. Questa cosa crea un minimo di imbarazzo a Clinton, ma la sua scommessa è quella di riportare allo stesso tavolo israeliani e palestinesi. In parte è riuscita. Poi qui abbiamo un titolo dell'Independent, giornale inglese, che riferisce il discorso di Blair, la mia società decente, ne abbiamo parlato ieri, ne parlano oggi tutti i telegiornali. Sembra che alcuni parlamentari del Labour, del Partito Laburista, abbiano preso denaro dai lobbisti. Chi ha preso denaro dai lobbisti senza dubbio sono stati i conservatori, che ammettono di essere stati pagati dai lobbisti. Come vedete ci sono certi fenomeni che si ripercuotono dappertutto. Vediamo infine una vignetta che c'è sul Newsweek sulla situazione in Russia. È una vignetta piuttosto amara, il mausoleo del Cremlino, vorremmo che la Camera stringesse su questa vignetta, Lenin, Stalin e Yeltsin. Yeltsin rimane in questo mausoleo fra centinaia di flebloclisi, di rimedi, che però non riescono a risollevarlo. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la rubrica Notte e Cultura subito dopo il telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.